Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. È seguito un provvedimento di fermo nei confronti di 6 soggetti ritenuti coinvolti nel violento conflitto a fuoco avvenuto nelle settimane scorse a San Giovanni Galermo, a Catania. Tra le accuse anche quella di aver agevolato il clan Cappello Bonaccorsi. Fondamentali le analisi delle immagini di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire l'intera dinamica della sparatoria. Nel mirino un comando composto da 6 uomini a bordo di 3 scooter. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti ministeriali che stanziano i fondi per le demolizioni e per gli interventi di prevenzione strutturale e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico destinati a Niscemi. Per la frana di gennaio scorso in totale arriveranno 150 milioni di euro. Etnaland non aprirà al pubblico nel corso della stagione estiva 2026, lo ha comunicato ufficialmente la proprietà del parco divertimenti, spiegando che la decisione è stata assunta in considerazione della situazione determinata dal sequestro preventivo della struttura e dagli accertamenti giudiziari tuttora in corso. I Carabinieri di Palermo hanno denunciato a Trabia una donna per illeciti connessi all'esercizio abusivo della professione veterinaria, al maltrattamento di animali, nonché alla diffamazione e truffa. Sequestrate numerose documentazioni, trovati anche libretti sanitari e altro materiale. Il sedicente veterinario attestava falsamente l'appartenenza di cani a razze pregiate, somministrando farmaci ad uso veterinario senza alcuna competenza. In chiusura lo sport, presentato da Puma e il Palermo Calcio il nuovo kit per le gare casalinghe per la stagione 26-27 destinato alle squadre maschili, femminili e giovanili. La nuova divisa rosanero, spiega la società in una nota, segna un'evoluzione dell'identità visiva del club attraverso il ritorno del nero che si affianca al tradizionale rosa con linee irregolari e inaspettate e graffi e sette che squarciano la maglia. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.